Buonasera mister, Giacomo Righetti, BPTV. Le chiedo come prima domanda in primis quali sono le sue sensazioni a riguardo, dato che è arrivata una bella vittoria che serviva all'ambiente. Sì, guarda, dopo l'ultima partita in casa che non era andata assolutamente come volevamo ripartire anche davanti ai nostri tifosi. I ragazzi hanno fatto un ottimo primo tempo, siamo partiti subito forte nonostante la partenza ritardata. Devo dire che abbiamo disputato un'ottima gara sotto tanti aspetti. Non dobbiamo accontentarci, c'è ancora tanto da lavorare, si può e si deve voler migliorare ancora. Le chiedo inoltre un aggiornamento sulle condizioni di Tremolada, che è uscito dal campo, e poi dopo mi collego a un'altra domanda, ovvero le sue impressioni sulla prima presenza di Cogliatti. Tremolada ha preso una ginocchiata subito sul muscolo, sulla coscia dove aveva già fastidio, ha stretto i denti per 30 minuti, poi abbiamo valutato di non rischiare perché comunque sono quelle situazioni che ti possono portare ad altri problemi. Bisogna valutare le condizioni di Santarelli perché anche lui magari in una caduta vediamo come sta. La ringrazio mister. Grazie. Buonasera direttore, Giacomo Righetti per BPTV. È arrivata una sconfitta, arrivata dopo comunque un periodo positivo della vostra squadra. Le chiedo in primis quali sono le sue sensazioni a riguardo. Ma le sensazioni in questo momento ovviamente c'è delusione, ma sapevamo di giocare contro una squadra molto forte, attrezzata. Siamo arrivati qui con assenze pesanti perché ci si sono infortunati i due ragazzi del 2006, quindi abbiamo dovuto fare una scelta che rivendico insieme a tutto lo staff, che è quello di far giocare il portiere del 2007 e però iniziare dopo 40 secondi a prendere un gol così ingenuo, così facile, ci ha un po' messo la partenza lì. Secondo lei cosa non ha funzionato, considerando anche che nelle scorse uscite la squadra giocava bene, ha giocato bene anche nell'ultima uscita, persa alla fine per un gol all'ultimo secondo contro il San Giuliano City? Sì, venivamo da una striscia molto positiva perché dopo due pareggi anche lì avremmo meritato qualcosa in più, due vittorie consecutive. Domenica contro il San Giuliano, che è una buona squadra, avremmo sicuramente meritato molto di più perché già anche il pareggio ci sarebbe andato stretto, però questo è il calcio. Oggi è stata una giornata, ripeto, quando parti dopo 40 secondi prendi un gol al cospetto di una squadra molto forte, alla quale faccio i complimenti, è difficile. Poi io sono uno di quelli che pensa che perdere una partita 1-0 o 5-0 alla fine non cambia nulla. La ringrazio.